Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori di Radio Conegliano Veneto Globe. Renato Pasqualotti, il grafologo, che ritorna oggi con voi con un personaggio, un pittore locale. Questa volta siamo in ambito veneto. Un pittore moderno, poco conosciuto, che è Gino Rossi. Inizio questa puntata facendovi una lettura di uno scritto toccante di questo artista veneto. Giovanna mia, questa vita non finisce più. Mi par di essere uno straccio e tante volte mi par di impazzire. Cammino attraverso i campi, sento suonare le ore e i grilli cantare. Ma dov'è Ciano, la nostra casa? Quando alla sera tornavo col cavalletto e il telaio dal lavoro e la cera era pronta, intanto scherzavo con Maria. Come sono lontani quei giorni e quanto ho sofferto e soffro e soffrirò ancora maggiormente. C'è un merlo che fischia. Mi pare di vedere il giro del Piave, là, vicino a casa, con lo sfondo dei monti. Questa lettera toccante che Gino Rossi indirizza a Giovanna, una donna, madre appunto di Maria, che ha conosciuto sui colli asolani, ci riporta a una figura emblematica, una figura molto sofferta, sia come uomo che come artista. Ma chi era Gino Rossi? Gino Rossi, un nome così elementare, così quasi comune, è stato un pittore straordinario, molto sfortunato, con una realtà molto difficile. Ma veniamo a lui. Gino Rossi è nato a Venezia nel 1884, quindi anche questo sul finire dell'Ottocento. Era padre di un fattore del conte Bardi, figlio di Teresa Vianello, una popolana veneziana. E qua già cominciano gli enigmi. Qualcuno, proprio per la somiglianza fisica di Gino Rossi, soprattutto quando era giovane, lo pensa figlio non di Stanislao, ma del conte Bardi stesso, quindi non di Rossi. E quindi già qui abbiamo qualche incertezza e forse questo sarà anche appunto la chiave di lettura per capire un po' il dramma soprattutto umano di questo pittore. Si sposa giovanissimo, a 19 anni, dopo aver interrotto, pochi anni prima, gli studi classici. Quindi un ragazzo sicuramente molto educato, ha fatto il ginnasio, e pensiamo un po' a cosa poteva essere il ginnasio sul finire dell'Ottocento. Appassionato però di pittura, abbandona la scuola e nel 1907 va a Parigi. Va a Parigi assieme a Arturo Martini. Parigi era la culla della pittura moderna allora. Pensiamo a quanto ha dato l'impressionismo alla Francia in quel periodo. Era ancora molto, molto forte l'insegnamento di Cézanne, l'insegnamento di Paul Gauguin, dal quale Gino Rossi ha appreso molto. Dal 1908 poi, col ritorno a Venezia, partecipa alle mostre di Capesaro e qui conosce Barbantini, che era un po' il patron di questo gruppo di pittori moderni, un po' secessionisti se vogliamo, che avevano impostato a Venezia, dopo essere stati a Parigi, essere stati in Francia, la cultura francese trasportata appunto in Laguna. Ecco quindi i contatti con Pio Semeghini, ecco appunto i contatti anche con il poeta Comisso, e
Nel 1911 Gino Rossi si trasferisce a Burano. Burano, quell'isola della laguna veneta, che era diventato un po' come un miraggio. Perché un miraggio? Per le sue case colorate, per quella luce incredibile e quel fascino che aveva appunto allora l'isola di Burano. Abita a Burano, vive con la moglie e si separa dopo poco dalla moglie. La moglie lo tradisce e quindi qua cominciano i primi problemi esistenziali del pittore. È un pittore molto originale, ha appreso dalla cultura, dalla pittura francese, la tecnica, il movimento quasi alla Matisse della pennellata, una pennellata larga, omogenea, con dei tratti curvilinei che contornano le figure. I suoi soggetti sono soggetti umili. Va a cercare fra i suoi possibili modelli non persone aristocratiche, ma il pescatore, la merlettaia, persone umili, perché il suo carattere, lo vediamo anche dalla scrittura, è un carattere di grande disponibilità e di grande sensibilità. Si sposta poi a Ciano del Montello, viene richiamato nel 1916 alle armi e qui il dramma. Gino Rossi viene fatto prigioniero. Deve vivere la prigionia con grande sofferenza. Lui, persona sensibile, pittore, è stato chiamato a scrivere i nomi dei deceduti sulle croci del cimitero. Provate a pensare quanto sia stato incredibilmente scioccante questo tipo di esperienza. Ritorna dalla guerra e già nel 1922 cominciano i primi problemi. Espone ancora a Capesaro, è diventato un pittore apprezzato, stimato, ma cominciano le crisi della sua mente, con disturbi di grande disagio. È stato un pittore prevalentemente autodidatta, con grande apprezzamento per il colore. Significativa è l'immagine di questa marina di Douarnenez, perché è stato anche in Bretagna, importante, particolare, quel colore azzurro. Dobbiamo pensare che la pittura veneta è una pittura di colore, da colori delicati, dai toni delicati che vanno dall'azzurro al verde al rosa, che ritroviamo poi anche nella descrizione asolana che questo pittore ha espresso in maniera così eloquente, riportando proprio appunto i colori veneti, i colori dei colli asolani. È una descrizione accurata, ma con tratti molto curvilinei. Ricorda sicuramente la pittura di Gauguin, un po' anche la pittura di Van Gogh. Dal punto di vista pittorico, quindi, un pittore innovativo, un pittore sicuramente avanti quei tempi. Ma ritorniamo al problema, al suo problema fisico, al suo problema mentale. E qui ora passo da un Gino Rossi pittore a un Gino Rossi uomo e cominciamo ad analizzare un po' la sua scrittura. Ho un primo scritto del 1913, una lettera che lui ha inviato a Barbantini, il patron che abbiamo detto di Capesaro. È stato la persona che lo ha sempre appoggiato, che lo ha aiutato nella vita, sia come pittore che come uomo. La scrittura è molto accurata. Dobbiamo pensare che era una persona colta. Il calibro è piccolo, che tende quindi all'introversione. È una scrittura sicuramente molto fluida nel ritmo, molto ben impostata, con dei tratti molto precisi, delle aste molto precise e tutti i segni di fermezza, che fa sì che noi nel temperamento lo possiamo definire un carattere bilioso. Ma c'è una fragilità. La troviamo già nel 1913, quando ancora non c'era
no, i sintomi di questa sua malattia mentale. Lo troviamo dove? Lo troviamo nello scritto, dove a un certo punto, quindi sul finire del rigo, lo scritto scende in un modo, direi quasi assurdo se vogliamo, perché lo scrivente avrebbe avuto tranquillamente la possibilità di scendere, di ricominciare il rigo. Invece ecco il segno che i francesi definiscono, i grafologi francesi, a coda di volpe. Il rigo scende nella parte finale. Noi sappiamo che il margine di destra è il margine che definisce il futuro, lo spirito d'avventura, di intraprendenza, la capacità di penetrare, di andare oltre. E qui scende in un modo esagerato, quasi se la mano non avesse la forza di staccare e di riprendere nel rigo successivo. Questo segno indica chiaramente un possibile stato depressivo. Quindi c'erano già i sintomi quando il problema non era ancora così evidente in un Gino Rossi relativamente giovane. Qui possiamo parlare di una persona che aveva 27 anni. Si riferisce a Barbantini, chiede aiuto, lui ritorna da Pordenone, dove era appunto stato assunto dalla manifattura Galvani, dove era decoratore, chiede aiuto, chiede a Barbantini di trovare qualsiasi tipo di lavoro perché deve sopravvivere, deve aiutare la madre che comincia ad essere anziana. Interessante anche la firma, che è molto coerente con il testo, e la firma qui viene sottolineata. Sottolineare la propria firma vuol dire appunto sottolineare il proprio io, il proprio ego. È sottolineata soprattutto sotto il nome, non tanto il cognome, sotto il nome Gino. La scrittura più avanti comincia in modo vistoso, evidente, a segnare i problemi mentali. Perché in quanto io vi ho letto precedentemente, c'è tutto l'affanno di una persona che non ha più quei segni di fermezza, di stabilità che poteva avere all'età precedente. Qui la scrittura diventa più impastata, ci sono segni di aggrovigliata, ci sono segni di stentatezza. Tutti questi segni indicano, oltre ancora allo scendere del rigo nella parte finale, che avevamo già trovato precedentemente, si aggiungono questi impastoiamenti, queste difficoltà, questa stentatezza, questa grande sofferenza. Gino Rossi viene ricoverato nel 1926 al manicomio di Sant'Artemio. Ha sempre maggiori crisi depressive, maniaco-depressive, sente voci, ha dei disturbi molto forti anche di aggressività nei confronti della madre col quale conviveva quindi da decenni. Viene ricoverato nel manicomio di Sant'Artemio, ne uscirà soltanto nel 1947, senza più vita. Com'è stata la vita in questi 21 anni a Sant'Artemio? Molti pittori, dato che era conosciuto, che lo avevano molto stimato, lo andavano a trovare, lo andavano a cercare, gli portavano i colori, lo stimolavano a continuare questa sua avventura pittorica. Ma l'ambiente non era lo stesso. Lui diceva che tra le mura di un manicomio non si poteva creare cose nuove. Non è stato come invece è avvenuto per Van Gogh, che sia pure in clinica, sia pure in manicomio, ha cercato il colore che aveva nella sua mente, ha riprodotto immagini, ha creato il proprio modo ossessivo, il proprio autoritratto, usando i colori e la pennellata precedente. Lui no. Nei quotidiani che gli venivano dati, lui con pochi tratti, quei pochi pastelli che aveva, segnava soltanto il tracciato, molto spesso di figure sacre, come cercare in una possibile spiritualità tutto se stesso
era molto decaduto anche dal punto di vista fisico. Da omone grande, oltre 1,70 m, robusto, era diventato una figura mingherlina, mal vestita, sdentata, veramente irriconoscibile. È stato un pittore sfortunato che io voglio proprio sottolineare e ricordare con molta incisività, e inviterei tutti ad andare a vedere le straordinarie opere che lui ha lasciato e che troviamo ancora nel Museo Bailo a Treviso oppure a Capesaro a Venezia. Con questo io saluto tutti i radioascoltatori, tutti i telespettatori. Ritornerò la prossima settimana, però con una rubrica che non riguarda più la pittura, ma mi dedicherò ai poeti, ai romanzieri. Vi auguro una buona giornata. Da Radio Conegliano, Veneto Globe, Renato Pasqualotti. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.